La criminalità in Veneto si sta manifestando con fenomeni troppo diffusi, afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Significa che in quanto a pene si è troppo permissivi. Probabilmente se le pene fossero di maggior consistenza, forse ci si penserebbe sopra prima di commettere un reato. Un dato tecnico che riporta il presidente riporta che chi viene colto in flagranza di reato sembra abbia già commesso almeno una decina di reati simili senza essere scoperto. Inoltre, e gli esempi li abbiamo anche nella nostra realtà, per giungere a una pena detentiva effettiva serve accumulare almeno 4 anni di pena, quindi oltre una ventina di furti con conseguente arresto. Spesso chi commette reati giunge da altri paesi dove le pene sono più severe e in Italia trovano il paese del Bengodi. Bisogna inasprire le pene e prevedere il carcere per chi compie tali reati, prosegue Zaia. Le carceri sono piene? Non è affatto uno spreco la costruzione di nuove carceri o anche recuperare vecchie caserme per farle diventare istituti penitenziari, conclude. È un investimento necessario per garantire sia la sicurezza che un percorso rieducativo adeguato a chi delinque. A Chioggia negli ultimi giorni si sono verificati episodi incresciosi. Ieri a una ragazza sono state messe le manette ai polsi dagli agenti della polizia. Il giorno prima un'auto ha avuto i finestrini e il parabrezza sfondati vicino a un bidone ribaltato da una persona apparentemente esagitata. Senza contare le spaccate ai negozi per miseri bottini, ma in cambio di danni importanti. Dei furti delle abitazioni non sempre si viene a conoscenza. Chioggia non è più un'isola felice, anche se in confronto ad altre realtà i problemi sono inferiori, anche se il fenomeno sembra però essere in crescita. Ricordiamo che non tutti denunciano, molti ritengono si tratti di tempo perso, ma così non è. Chi compie questo genere di reati lo fa con assiduità, prima o poi compierà un passo falso e le denunce pregresse cominceranno a fare effetto. La giustizia è lenta come un elefante, ma arriva a fare il suo corso. La ragazza arrestata ieri non sembra sia una figura nota e quello che non vorremmo è che ai nostri ormai noti delinquenti si aggiungessero altre figure, anche provenienti da altri ambienti, rendendo ancora meno sicuro il nostro territorio. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.